Giorgio, visto che sei qua davanti ti riesco a agganciare, vieni qua. Buonasera. Ti saluto anche Gaetano con amore. Giorgio, tanta forse paura, oggi tensione, ma poi alla fine avete portato a casa. Cosa è cambiato nell'ultima parte della gara? Ma no, secondo me non tanta paura né tensione. Veniamo da un periodo un po' difficile in cui non riusciamo ad allenarci magari in tutti quelli che siamo, però non sono alibi questi qua. Loro ci hanno messo in difficoltà, hanno fatto una grande partita. Devo dare merito sia a Gravina che a mio padre per averci studiato bene. Hanno messo in campo una zona 2-3 che ci ha messo in difficoltà. Noi ci siamo fatti innervosire anche dai fischi arbitrali, però poi alla fine ne siamo usciti e siamo contenti della vittoria. Probabilmente sta in questo anche l'essere grande squadra, cioè tirar fuori nel momento giusto tutto quello di cui sapete fare. Un bel po' di volte è successo che eravamo punto a punto alla fine, ne siamo sempre usciti bene e dobbiamo continuare così. Sicuramente lavoriamo in settimana per vincere questo tipo di partite, perché comunque come sai il campionato ovunque tu vai, fuori casa puoi perdere dappertutto, anche in casa, quindi non c'è da sottovalutare nessuno, c'è da pensare partita per partita. Qual è la partita che aspetti di più dopo aver fatto quella contro tuo papà? Ma la prossima. La prossima. Sempre Esatto, la sempre prossima. Anche perché poi giochiamo contro la Fortitudo la prossima, quindi sarà un bel test per capire se siamo veramente quello che ci aspettiamo di essere a fine campionato. Perfetto, grazie mille Giorgio, in bocca al lupo. Grazie. Gaetano, Giuseppe, vuoi